No, io ho una considerazione sulle ultime cose che diceva Giuseppe prima. Perché si sente in giro, in Sardegna viene detto abbiamo troppe pecore, troppo latte, bisogna diminuire, eccetera. Ora, ogni tanto bisogna pur dire qualche parola di verità. Chi lo dice notoriamente è molto molto interessato affinché si diminuisca il patrimonio zootecnico nostro. E non c'è nessuna legge economica che dica questo. Allora il ragionamento è semplice: se noi abbiamo il 40-50% del patrimonio zootecnico a livello nazionale, sarà pure un valore questo, e se a livello europeo siamo leader, e se questa è l'unica produzione di beni materiali che facciamo in Sardegna, siamo pazzi a dismettere un patrimonio di questo tipo. Credo che debba essere valorizzato per i ragionamenti che abbiamo fatto, che ha fatto Giovanni, che ha fatto Ulega, Pulina, eccetera. È qui che noi dobbiamo fare i nostri ragionamenti, come valorizzare questa pecorella. E siccome io non posso immaginare una Sardegna senza pecorelle e senza agricoltura, è chiaro che dovrò indirizzarmi in quel settore, fare al meglio quanto devo fare. Se sono politico devo creare strumenti, primis. Insomma, mi sembra davvero assurdo che la politica non intervenga per quanto riguarda il consorzio di tutela del formaggio, dica voi o Fiore Sardo che dir si voglia. Mi sembra davvero incredibile che siamo in questa situazione. È incredibile che anche le associazioni non intervengano nel merito, perché davvero non si può pensare che questo comparto venga così sgovernato. Poi c'è un elemento importantissimo rispetto a queste questioni. Allora, se gli strumenti normativi che ci dà la Regione Sarda vanno in tutt'altra direzione, io penso che qualcuno deve anche pur dirla qualche parola di verità. Due ne hanno fatto, e due sciaguratissime. Questa ultima è davvero la consegna del sistema ovicaprino del mondo della trasformazione del latte agli industriali privati, punto. È la distruzione del sistema associativo, è la distruzione degli OP, sistematica. Qualcuno lo diceva prima: se in questi anni scorsi si è riusciti a mettere assieme tante cooperative a formare le organizzazioni di produttori, strumento riconosciuto dall'Unione Europea, non è che ce la dobbiamo inventare degli altri. E se in quegli anni si riesce a mettere assieme tante cooperative e tanta produzione, si riesce a manovrare 90 milioni di euro e a pagare il latte 85, 90, 92, questo è stato in quegli anni, e se poi interviene la politica e bombarda e distrugge quello strumento, è evidente che non sta facendo un favore agli allevatori sardi, è evidentissima che quella è la distruzione di un comparto, altro che legge per gli agricoltori e per gli allevatori. È assurdo. Qualcuno dovrà pur dire che quest'ultima normativa ha elemosinato, ha dato un'elemosina ai pastori, perché stiamo parlando di 500 mediamente, 600 euro sul de minimis, ma questa è una cosa che lede la dignità anche delle persone e degli allevatori, è passata anche come una conquista, ed è uno spreco di soldi nostri, soldi nostri. Allora, se creano questo strumento e mettono assieme tutte queste cooperative e creano questa famosa cabina di regia, dove saranno gli industriali poi a decidere, che cos'è che dice Prato quando dice io ho messo assieme 24, prima c'erano 24 che commercializzavano, adesso 6. No, erano 3, anzi 2, e 2 sono rimasti, è il sistema di Cuveto e il sistema dei Pinna. Non è stato aggredito il nodo della commercializzazione, è lì che bisognava intervenire e dare strumenti per liberarsi da questo, è lì che si forma il prezzo del latte, è lì che c'è il collo di bottiglia. Ora Morella l'ha detto, poi possiamo anche documentare. Quando ci sono giri strani e vengono fatturate in isole che sono paradisi fiscali, qualcuno qualche problema se lo dovrà pur mettere. Dov'è il collo di bottiglia? E perché si creano questi strumenti? E perché l'assessore dice io vi darò anche consulenti, e l'ha detto 3 giorni fa, vi darò l'ex presidente del Banco di Sardegna come consulente, anzi direttore credo, Oggiano.
Vi darò anche questo tizio, ve ne dico, uno che è responsabile della Plasmon, ex direttore della Plasmon e anche di una multinazionale che si occuperà di marketing, e vi darò anche un certo Pedoni che è ex direttore di Meridiana. Allora, a chi si consegna questo governo della commercializzazione di questo prodotto? Allora, qualcuno le dovrà pur dire qualche parola di verità, le associazioni devono pur dirle, poi alcuni qualche cosa la balbettano, qualcuno baratta qualcosa, eccetera, ma è evidente che questo mondo deve pur dire qualcuno dovrà pur dire la verità. Allora, è impensabile che questi qua, riferiti alla politica della giunta regionale, continuino a dire balle in giro e se ne vantano e nessuno dice nulla, compresa l'opposizione, non dice nulla. Purtroppo questa è la realtà, e quello è riuscito a fare la Camera come cosiddetta di compensazione per compensare chissà bene lui, e nessuno dice nulla. È uno strumento terribile, questa cosa va denunciata tutti i giorni. Come va denunciata, signor Marchi, questa cosa della legge sull'agriturismo? Ma è cosiddetta sulla valorizzazione dei prodotti, se no non ci capiamo. 1. Sdogana gli OGM. 2. Dice che vengono privilegiate le filiere e l'elenco dei produttori. Funziona così: dovranno essere fatti degli elenchi dove chi produce il maialetto sarà nell'elenco dei produttori di maialetto, chi produce la pasta sarà nell'elenco dei produttori di pasta, e solo da loro le aziende, il turismo rurale, le aziende agrituristiche dovranno acquistare. Ma io non ho capito, ma se non c'è produzione, quale filiera sarda privilegi? La pasta, il pane fatto con grano che viene dal Messico, dall'Ucraina? Non c'è certificazione di filiera sarda e quindi stanno dicendo baggianate, non ce n'è. O il salume sappiamo da dove viene, non c'è la certificazione, non stai certificando un prodotto, non stai dando senso a una filiera e quindi difendendo i pastori, difendendo gli allevatori, difendendo i piccoli produttori. Allora è evidente che anche questa cosa è un imbroglio, però siccome detta 3 volte in TV sembra una verità, e quindi, ma nessuno poi le dice queste cose, quindi è estremamente importante giudicare le persone, soprattutto chi fa le leggi, da quello che fanno. E queste leggi sono, per dirla come le aveva classificata il leghista, queste leggi sono leggi porcata, davvero. Non è pensabile che si possa continuare in questo modo. Chiudo. C'è la necessità, per fare il ragionamento serio, siccome abbiamo ovi caprino 3 milioni e mezzo di capi, siccome importiamo il 70% delle granaglie occorrenti per fare la base mangimistica, siccome il 50% sono OGM, perché soia, mais, eccetera, eccetera, sono OGM, è necessario che noi invertiamo la tendenza, è necessario che facciamo delle cose. Allora, io lo dico ai ragazzi quando vengono in azienda, noi abbiamo uno straordinario legume, il cece, il pisello, le fave, eccetera, che ha questa capacità, una cosa straordinaria, va detta anche ai ragazzi, vediamo anche quali risposte ci sono, che ha la capacità di fissare l'azoto atmosferico sul terreno e trasformarlo. Questo significa una cosa importantissima che va anche valorizzata, quindi meno inquinamento, meno concimi chimici, gli avvicendamenti su gonnotto. Allora questa cosa va certificata, così come va certificata tutta la filiera. Quella è una delle traine da seguire, altro che alcuni interventi posti in legge che servono a tutelare i soliti noti.